domenica partiremo con un progettino sperimentale importante a Treviso, che chiediamo che venga poi replicato, se funziona, senza tanti disagi, con una formula di accesso rapido. Questo l'ho voluta io con forza. Domenica in tutti i punti vaccinali della Marca trevigiana si sperimenterà un accesso diretto senza prenotazione per i soli cittadini nati nel 1936. Si fa una chiamata per classe di nascita con avviso pubblico, in maniera tale che i cittadini di quella classe di nascita hanno già il numero dei nati di quell'anno e hanno già il numero dei nati di quell'anno per mese di nascita, per cui verranno diluiti nella giornata. La giornata di domenica riguarderà esclusivamente l'ULSS 2. Se la sperimentazione avrà esito positivo, il progetto verrà esteso a tutte le ULSS del Veneto. Intanto è in fase di ultimazione il portale per le prenotazioni, che sarà semplificato al massimo. Accanto al portale si sta lavorando all'attivazione di un numero verde e ad un grande call center. Questo per alleggerire l'afflusso di telefonate che sta arrivando ai centralini attivati al momento, come ha constatato di persona lo stesso governatore. Le ho verificate io di persona facendo il finto utente, chiamavo il numero verde sempre, tutte le mattine. Facevo anche i complimenti ai telefonisti a volte no, quando li facevo i vaghi. Ci sono stati dei momenti nei quali si faceva fatica a prendere la linea. Deve essere un gioco di squadra quello delle vaccinazioni, spiega Zaia, che ha incontrato il presidente ANCI Veneto, Mario Conte, per un coinvolgimento dei sindaci. Ci sono dei sindaci che si sono messi a disposizione per fare la consegna diretta della prenotazione. Una considerazione poi in merito alle tabelle pubblicate in questi giorni sulle percentuali di vaccinazioni somministrate che vedono il Veneto negli ultimi posti. Su questo Zaia chiarisce. Il dato che dovrebbe interessare a chi fa queste statistiche, il numero di vaccinati in percentuale sulla popolazione. E guardando il grafico della media di vaccinazioni giornaliere, ogni 100.000 abitanti il Veneto si posiziona al secondo posto dietro al Lazio. I veneti ora aspettano venerdì la decisione del CTS per l'assegnazione delle nuove fasce di rischio, decisione dalla quale dipende anche la riapertura delle scuole. Se noi andiamo in zona arancione, per 3 giorni la scuola deve essere aperta. Per le superiori e le 2 medie, il tema che ci vincola per legge è del 2,50 per distretti scolastici.